I temi più importanti sono la trasformazione tecnologica e ovviamente la trasformazione energetica in ottica di sostenibilità. Io nella vita faccio l'imprenditore in questi ambiti, quindi nell'informatica e nella digitalizzazione, e quindi spero in Europa di poter rappresentare la mia comunità, soprattutto seguendo questi due dossier. Da Vittorio Veneto, dove Azione sarà presente con i propri candidati alle elezioni amministrative, Carlo Pasqualetto, 35 anni, imprenditore nel settore della digitalizzazione, da 14 anni in amministrazione a Padova, si propone come rappresentante in Europa del partito di Carlo Calenda e di un territorio che a Bruxelles deve poter dire la sua. Una comunità fatta di imprese, di socialità, di impegno, che vuole crescere attraverso gli strumenti che Bruxelles mette a nostra disposizione. Noi, la mia generazione, crede che essere in un continente senza mura e senza guerre sia un grande valore. Spero che mia figlia Azzurra possa avere lo stesso fra 20 anni. Qui in Veneto secondo me il clima per Azione è molto buono perché Azione è il partito del fare, è il partito che crede nell'Europa, però l'Europa si costruisce attraverso proposte che durino nel tempo. Il fatto di avere candidati di grande competenza non è un vanto, non è un punto di arrivo, ma la competenza dei nostri candidati che parlano inglese, si sono formati in Europa, sarà al servizio di una comunità che in Europa trova il luogo naturale in cui verranno prese le scelte che influiranno sulle aziende, le persone e le comunità. Ho avuto una squadra che ha lavorato in maniera molto dura e la sto chiamando a lavorare in maniera altrettanto dura. Però sono convinto che se manteniamo quello che è la linea appunto che le persone ci conoscono per Azione, per quello che è qualcosa che trasmette un messaggio nuovo, penso che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.